Ecco perché, amici bellini, a me non basta leggere le dichiarazioni, le voglio vedere, ascoltare con le mie orecchie e anche guardare chi sta parlando per capire che atteggiamento ha. Non c'è dubbio, perché ieri mi avevate incalzato con le parole riportate di Conte e poi abbiamo scoperto tutt'altro. Poi, una volta finita l'editing della mia reaction che avete visto, e se non l'avete vista andatela a recuperare perché è tutto un magna magna, sono uscite le parole di De Laurentiis da Los Angeles e che ci aggiunge dei dettagli importantissimi, ci dà degli indizi che dobbiamo ascoltare insieme. Cominciamo. Allora partiamo con un grazie a tutti, perché il canale si sta rimuovendo, ovviamente, non rimuovendo nel senso che lo tolgono, si muove di nuovo. Vi chiedo solo una cortesia, perché so che il 32% di voi guarda, quasi il 33%, e non è iscritto. Iscrivetevi al canale per una questione di cortesia, perché lo so, se sono nella vostra bolla, il video vi esce, lo cliccate, lo guardate, magari lasciate anche il like. Iscrivetevi per cortesia, così diamo una mano all'algoritmo. E grazie. Poi, senza fare il solito errore di pensare che tutti vedono tutto come me, che sono ossessionato e che sto tutto il tempo a scorrere, facciamo una ricostruzione, perché Conte l'ho messo nell'auto context della reaction, le sue parole. I media devono scrivere, è giusto che scrivano, è giusto che il mio nome faccia parte di quel. Se io fossi il presidente della federazione sicuramente mi prenderei in considerazione, anche perché se io fossi il presidente della federazione, che ancora deve essere nominato, e quindi però non sarei così stupido, ecco, quindi sicuramente insieme ad altri Conte allenatore lo metterei nel novero dei candidati, no? Anche per tanti motivi. Ma c'è anche dell'altro, io l'ho fatta breve in quel caso, ma c'è anche dell'altro, perché io, riprendendo le parole di Adani, dice: se Ken alla fine fa quel gol in contropiede, ed è una riflessione secondo me correttissima. Tutti quelli che adesso hanno fatto la capriola a 180 gradi e stanno dicendo basta col 3-5-2, il catenaccio, la filosofia, la mentalità, avrebbero esaltato come Caressa, perché lo stesso Caressa: avete rotto con il possesso palla, non serve a niente. Adesso sono tutti indignati e vogliono una squadra che domini l'avversario. Se avesse segnato Ken, l'Italia che va sul 2-0, avremmo esaltato il risultato, avremmo esaltato il catenaccio. Questa è la nostra mentalità, inutile cercare che chissà quale rivoluzione. Lo dovevo dire, perché dopo l'indignazione generale c'è la riflessione su quello che poi sarebbe potuto essere e non è stato. E ad Adani ha fatto il coro sia Allegri prima che Conte dopo. Avessimo raggiunto la qualificazione mondiali con i rigori, si sarebbe parlato di grande impresa di calcio che è in salute, questo per farvi capire come alla fine il risultato cambia totalmente i giudizi, no? Questo non è la prima volta, perché ogni santa volta che non ci qualifichiamo bisogna ricambiare tutto, bisogna sfasciare tutto, e io ho trovato poco aiuto anche da parte delle squadre. L'importante è che ci sia gente che capisca veramente e abbia voglia poi di attivarsi, altrimenti adesso abbiamo scritto per una settimana, quindi abbiamo dato da mangiare a tutti, poi ci si dimentica, nuovo commissario e di nuovo gli stessi problemi. E questa è la cosa che noi dobbiamo capire, che non deve andare. Se le cose non vanno sia che ti qualifichi o non ti qualifichi. E questo è il collegamento perfetto anche a tutti i commenti che ci sono stati ieri, perché chi vuole poi portare avanti un certo tipo di narrazione, partita brutta, bruttissima, ma altri vanno appresso semplicemente al fatto che il Napoli ha vinto. Ecco perché io sono due volte contento, perché quella partita là l'avremmo analizzata noi a prescindere, e domani vi arriva l'analisi tattica, non vi preoccupate. Oggi pure giornata di Champions, non so se è su partite importanti che forse porterò sul calcio fluido. Però
Conte è uno di quelli che è stizzito da questo atteggiamento generale di chi parla del calcio, perché non si può accettare che se poi una palla entra o non entra il giudizio è in base a quello. E dà una bella stoccata ai media quando lui insomma dice: anche l'anno scorso mi avevate dato per certo alla Juventus e non è avvenuto. E qua onestamente io sono andato a vedere poi il video di Pedulla di oggi e io posso anche accettare che ieri tu non hai ascoltato le parole, te le hanno mandate, le hai lette e parli di autocandidatura, ma quando fai il video il giorno dopo devi avere ascoltato con le tue orecchie, e se lo avessi fatto non avresti mai potuto confermare l'autocandidatura, perché Alfredo Pedulla dice: a me non piace chi si autocandida. Non si è autocandidato e siete molto disonesti se dite una cosa del genere. Quindi o non hai ascoltato, o vuoi portare avanti un discorso falso, oppure ti sta bruciando che quando l'anno scorso hai detto è solo questione di tempo Conte alla Juventus non c'è andato e allora stai a tuzzo. Questo al di là di quello che può essere una narrazione di convenienza, dove la contraddizione di un Conte che è scarso, che non è buono, che fa giocare male le squadre, lo volete in nazionale per risollevare le questioni della nazionale. Non può essere, c'è qualcosa che non torna. Ora noi a queste parole, a queste situazioni dove Conte è sempre molto sincero e quando parla di una nazionale che dava anche fastidio, noi dobbiamo fare riferimento a quando lui era CT e ci spostiamo per fare un po' di ricostruzione. Sono passati 3 mesi e comincio ad avere le cose abbastanza chiare. Il CT della nazionale Antonio Conte è un concentrato di polemiche nel post partita di Genova dove l'Italia ha battuto l'Albania. Tutti, spiega in conferenza stampa, dicono che il momento è difficile, che bisogna cambiare. Vi rendete conto che sono sempre le stesse cose? Poi ti giri e vedi che sei solo. Su 6 partite ne abbiamo vinte 5, pareggiata una. C'è chi può storcere la bocca o meno, ma noi continuiamo a lavorare. C'è mancanza di attenzione nei nostri confronti e la nazionale viene vista come un fastidio. Sento chiacchiere, ma mi credo quando avremo tutti amore verso questa squadra. Poi lui dichiarò che si sentiva chiuso in un garage. La scelta di non rinnovare dopo l'Europeo fu dettata dalla frustrazione di non allenare quotidianamente, vivendo lunghe pause tra le convocazioni come un periodo di inattività forzata. Poi ci sarebbe anche da parlare dell'ingaggio. Conte ha detto che lui oramai ha anche abbastanza soldi per non essere legato a quanto gli danno per prendere una decisione o meno. In nazionale non si guadagna quanto si guadagna nei club. Il migliore, il più pagato in questo momento Ancelotti, se questi dati sono veri, con 9,5. Tuchel, Germania, guardate, Inghilterra, Germania, quelle che hanno i soldi. Cannavaro con l'Uzbekistan, vabbè. Portogallo 4 milioni, Deschamps, la Francia, una delle squadre più importanti al mondo, 3.8, Bielsa 3.5 e Spalletti all'epoca 2.8. Se prendiamo gli ingaggi solo della Serie A, Conte 8 milioni, Allegri ne prende 5, Gasperini ne prende 5, Italiano ne prende 3, la Fiorentina aveva dato 3 milioni a Pioli. Aiuto. Quindi secondo me adesso dobbiamo possiamo ascoltare le parole di De Laurentiis che dice una cosa che mi stava sfuggendo e altre importanti. Non c'era nemmeno Højlund, quindi eravamo un po' preoccupati, però purtroppo queste cose possono capitare. Del resto Højlund ha fatto tutte le partite, non si è mai fermato ed era anche normale che ci fosse poi questo strappo. Speravamo che non ci fosse certo con il Milan, però... Fermati presidente, che intendi per strappo? Perché quando io ho ascoltato le sue parole ieri notte e mi sono concentrato su quello che lui ha detto su Conte, cioè, adesso ci arriviamo, lo libero se lui me lo chiede, lo strappo, allora la domanda è questa. Io al primo ascolto ho pensato è il linguaggio di De Laurentiis, per strappo lui intende che uno strappo nella normalità delle cose, cioè che Højlund gioca, c'è stato questo strappo nella formazione iniziale e quindi Højlund doveva essere sostituito, quindi non ho mai pensato a un problema muscolare. Viceversa, un'altra possibilità è che De Laurentiis, stando a Los Angeles, magari non ha avuto tutti i dettagli, insomma anche Conte non credo che ci avrebbe mentito per quanto riguarda il problema sindrome influenzale, insomma i male panze, male stomache, quindi sembra quasi che sai poco. Allora,
non credo che quindi non è arrivata precisa la notizia De Laurentiis, se ha pensato lui che Højlund li ha giocate tutte, viene dalla nazionale, ulteriore sforzo, strappo. Quindi teniamo presente questo, non cadiamo dal pero se poi scopriamo dell'altro. E quindi questa è la prima cosa. Che succede al calcio italiano? L'Italia che mancherà per la terza volta ai mondiali. Intanto il calcio italiano è la Serie A. La Serie A che viene considerata come una Cenerentola perché ha soltanto il 18% federativamente parlando, mentre i dilettanti e i calciatori hanno la maggioranza. Secondo me questa è un po' un'assurdità, perché senza la Serie A la federazione non esisterebbe, visto che noi la finanziamo con ben 130 milioni all'anno. Quindi secondo me bisogna rimodulare tutto quanto. Non credo che fosse quella la domanda, cioè De Laurentiis prende la palla al balzo della domanda sul calcio italiano e parla di soldi, parla di come distribuire le ricchezze, le cose, parlando solo della Serie A, non considerando che il calcio italiano è tutto il movimento, quindi questo non benissimo, ma arriviamo poi dopo. Conte lo presterebbe alla nazionale, lo darebbe? Se me lo chiedesse Antonio penso di sì, ma poiché Antonio è molto intelligente, fin tanto che non esiste un interlocutore serio, e fino adesso non ce ne sono stati, io credo che lui desisterebbe dall'immaginarsi a capo di un qualche cosa di disorganizzato completamente. Pensa Malagò alla federazione. Malagò è una persona perfetta per fare il commissario prima e il presidente poi di una nuova federazione. Allora, mamma mia, prima di tutto l'intervistatrice parla di prestare, quindi poi non credo che si possa fare, perché come abbiamo fatto con Calzona, ma la Slovacchia è un'altra cosa, immaginate il conflitto assoluto e le polemiche, ha convocato a quello per far alzare il valore o non lo ha convocato per farlo riposare, non è plausibile un doppio impegno. Però dobbiamo memorizzare, come dice Pedulla, che De Laurentiis non va allo scontro, in qualche modo fa eco alle parole di Conte, che non so se lui le ha sentite prima di fare questo intervento oppure no, però lui dice: se me lo chiede io lo libero. Pedulla dice: entrambi si vogliono liberare dell'altro, ma non lo so onestamente. Io quello che vi ho sempre detto, e lo posso ribadire, è che il rapporto tra De Laurentiis e Conte va al di là del rapporto tra presidente e allenatore. C'è un rapporto di amicizia, c'è un rapporto di stima reciproca, e non si arriverà, quando ci sarà una risoluzione, un allontanamento, a uno scontro come è stato con Spalletti, le polemiche che sono state post Sarri, insomma quello si può evitare questa volta. Però fa eco a Conte quando dice: io lo libero pure, ma non credo che Conte voglia andare in una situazione disorganizzata finché non c'è nemmeno un capo che deve decidere, e poi sponsorizza Malagò. Io non ho alcuna opinione su Malagò, potrebbe essere la migliore soluzione possibile o la peggiore, non ne ho idea, ma lì sono giochi di potere, sono giochi politici, sono giochi di amicizie e non lo so. Certo, a me sarebbe piaciuto ascoltare un De Laurentiis che dice: no, io voglio Conte per altri 10 anni. Sarei stato un po' più tranquillo però nemmeno mi tranquillizza tanto, perché so che Conte ogni anno ti chiede l'incontro per capire: ci siamo piaciuti, il lavoro che ho fatto io ti è piaciuto, il lavoro che hai fatto tu mi è piaciuto, l'anno prossimo quali sono gli obiettivi, come ci arriviamo. Ogni anno Conte vuole fare questo, quindi qualsiasi tipo di contratto, anche a lungo termine, alla Ferguson, non mi darebbe nessuna tranquillità. Quello che mi fa stare un po' più tranquillo è che, al di là dell'idea del centenario, al di là del progetto iniziale che era di 3 anni, abbiamo vinto assai presto, però il secondo anno è in linea secondo me con i progetti. Cioè un Conte che rientra in Europa, esce dai fanghi del 10° posto, rientra in Europa il primo anno, il secondo anno si avvicina alle 3 solite e stiamo là perché stiamo sopra la Juventus, in questo momento sopra il Milan e abbastanza sotto rispetto all'Inter, e il terzo anno lanci l'attacco centenario, hai sistemato la squadra per fare 2 competizioni e lanci l'attacco a competere per lo scudetto. Io credo che Conte voglia fare questo, credo che De Laurentiis sia d'accordo nel fare questo e che non abbia voglia di liberarsene perché costa troppo, perché ti fa fare dei mercati troppo esagerati. Questo è quello che ci dice Pedulla, onestamente. Lo stesso che disse Di Lorenzo alla Juve: non è questione di se, è questione di quando, e non è avvenuto.
spiace. Quindi oltre alla volontà di proseguire con questo progetto e portarlo a compimento, secondo me che voglia potrebbe avere Conte di ritornare a fare il CT, specialmente adesso quando per il prossimo mondiale mancano 4 anni. Quindi ti ritrovi a fare un nuovo europeo, a lavorare per l'europeo, resti altri 4 anni, perché l'europeo già l'hai fatto e non viene vista come una cosa importante, che noi abbiamo vinto l'europeo, sì, ce lo siamo fatti fritti se poi dopo veniamo meno al mondiale. Quindi secondo me, se Conte si vuole togliere lo sfizio di ritornare in nazionale e di essere considerato anche a livello internazionale un vincente, anche quando ha poco tempo per lavorare con la sua squadra, secondo me lo vuole fare al mondiale e non all'europeo. Quindi io non credo che Conte si va a fermare adesso e si blocca altri 4 anni in garage, lottando contro la federazione che non ti dà una mano, perché già lo disse all'epoca e adesso non è cambiato nulla. Le squadre di Serie A vogliono trattenere, lo stesso De Laurentiis vuole trattenere i propri giocatori, non li vogliamo lasciare andare. Insomma, secondo me non è una cosa molto logica. Quindi direi lasciateci in pace, cioè, analizzate il risultato, chi non ha voglia di analizzare la partita e come si gioca e le scelte che si fanno tecnico-tattiche, e scrivete semplicemente che il Napoli è superiore al Milan, punto, che Conte è superiore ad Allegri, punto. Poi domani siamo noi a fare le pulci a quello che ci è piaciuto, a quello che non ci è piaciuto e a quello che si può fare nelle prossime 7 partite, perché noi qualche sfizio ce lo possiamo ancora togliere, abbiamo ancora delle squadre che non abbiamo battuto e che possiamo sfruttare per migliorare la nostra classifica. Il campionato non è finito, non è lungo, ma non è finito. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi chiedo di lasciare un like, di iscrivervi al canale e se vi va anche all'altro canale, il Calcio Fluido, che sta andando molto bene. Aprire gli orizzonti è importantissimo.